Salve a tutti, sono Riccio Luigi, una prima nazionale con un elo FIDE di 1921 punti al momento in cui sto registrando questo video, che è oggi 1 novembre 2015. Lascio la mia email, che è vivagliscacchi@virgilio.it, per chiunque volesse effettuare richieste, darmi critiche o qualsiasi cosa legata al video o agli scacchi in generale. Qualunque cosa è bene accetta. Continuiamo con un'analisi di una partita del torneo di San Pietroburgo 1914. La partita che analizzerò in questo video è la Capablanca Marshall. Siamo al quarto turno del torneo finale, o meglio 15° turno, diciamo, totale, inglobando anche il torneo preliminare. Allora, ma Capablanca gioca con i bianchi, E4, E5, cavallo F3, cavallo F6. Marshall sceglie la difesa russa, o come più propriamente andrebbe detta, difesa di Petrov, dal nome di uno scacchista russo che fu il primo a teorizzare tale difesa. Su questa difesa, appunto, esiste un'estesa monografia fatta anche bene del gran maestro Artur Yusupov. Lo dico perché, diciamo, chiunque voglia studiare questa difesa, ecco, convenga che si procuri tale monografia. Qui Capablanca gioca la mossa considerata principale, cavallo per E5, però esistono almeno altre due alternative interessanti. La prima è D4, che poi fu quella giocata con maggiore frequenza da Petrov contro la sua stessa difesa, cioè quando Petrov giocava con i pezzi bianchi. Alfiere C4 è un'altra alternativa, o anche, diciamo, la più, tra virgolette, tranquilla, cavallo C3, il bianco sviluppa un pezzo e difende il pilone 4. Qui se il nero gioca cavallo C6 si rientra nella cosiddetta partita di 4 cavalli, però esiste anche l'interessante alternativa alfiere B4, ma naturalmente mi fermo qui perché non è mia intenzione di disquisire teoricamente. Dopo cavallo per E5, Marshall gioca la mossa migliore D6, esiste anche donna E7, però è dubbia, perché è vero, il nero recupera il pedone, però lascia al bianco una posizione migliore rispetto a quella che si avrebbe giocando, diciamo, la variante teorica, quella con D6. Capablanca gioca cavallo F3, che è la principale, anche se qui è stata tentata una mossa abbastanza stravagante, qua cavallo C4, però oggettivamente, siccome non c'è nessuna idea dietro questa mossa, è solo un tentativo per uscire dalle vie battute, niente di più. Dopo cavallo F3, cavallo per E4. A questo punto Capablanca gioca donna E2, che è una variante molto antica, fu giocata per la prima volta in America, a New Orleans, da Paul Morphy, all'epoca tredicenne, contro Lowenthal. Stiamo parlando del 1850, una partita che vide prevalere Morphy. Questa variante è molto strano oggettivamente che l'abbia giocata Capablanca, perché è piuttosto pattaiola. Ora lo vedremo a breve. Il nero ha una comoda parità, se vuole chiaramente giocare per la patta. L'alternativa principale, quella più teorizzata, è D4, quella, diciamo, consigliata dalla teoria, però esiste anche un'interessante alternativa, che è cavallo C3, perché dopo il probabile cambio dei cavalli si può avere una partita con arrocchi eterogenei, e quindi una partita, diciamo, di attacchi contrapposti interessante. Perché dico dopo il probabile cambio dei cavalli? È perché se il nero non prende in C3, ad esempio gioca cavallo F6, certo non è una mossa perdente, però è dubbia, perché perde un tempo senza alcuna giustificazione. Cioè giustifica molto la mossa cavallo C3 del bianco. Naturalmente non può giocare D5 perché perderebbe subito dopo donna E2, perché l'unica mossa che resta al nero è donna E7, perché altrimenti su F5 segue D3 e il cavallo è inchiodato, su alfiere F5 segue lo stesso D3 e il cavallo è inchiodato, quindi dopo donna E2, donna per E7, cavallo per D5, qui il bianco ha già dopo 7 mosse vantaggio decisivo. Quindi dopo cavallo C3, diciamo, la più opportuna è cavallo per C3, D per C3, alfiere 7, alfiere 3, seguita per il bianco da donna D2 e arco lungo. Qui il nero ha due alternative: o
a roccacorto, accettando la partita di arrocchi eterogenei, oppure vuole una partita più tranquilla e arrocca lungo. Però ecco, cavallo C3 resta una interessante alternativa. Qui dopo donna E2 giocata da Capablanca, Marshall gioca l'unica mossa che può giocare, donna E7. Ovviamente qualunque altra mossa perde il cavallo senza compenso, sfruttando l'inchiodatura sulla colonna E, ad esempio se D5 segue D3, su alfiere F5 segue D3, su F5 segue D3. Ovviamente il nero deve difendere il cavallo in E4. Quindi dopo donna E7, Capablanca gioca D3, teorica e coerente perché ha l'idea di appunto cambiare le donne, cavallo F6, alfiere G5. Ora qui il bianco inchioda il cavallo F6 evitando di perdere un tempo cambiando lui stesso le donne, perché se il bianco avesse giocato donna per E7, alfiere per E7 avrebbe fatto sviluppare l'alfiere molto velocemente. Dopo alfiere G5, ecco che la parte qui è parità assoluta, perché la struttura dei pedoni è simmetrica, i pezzi leggeri sono equivalenti, non ci sono le donne, quindi qua il binario va verso una rapida patta. Cavallo F6, alfiere G5. Qui Marshall evidentemente gioca alfiere 6 e quindi sente di poter giocare per la vittoria, altrimenti ecco perché dicevo che questa variante è piuttosto pattaiola, perché il nero avrebbe potuto giocare donna per E2, alfiere per E2, alfiere 7 con una parità senza discussioni. Invece di alfiere 6 è possibile anche giocare cavallo B di 7, a cui può seguire cavallo C3, donna per E2, alfiere per E2, H6 con parità. Ripeto, questa è una variante abbastanza pattaiola. Dopo alfiere 6, Capablanca sviluppa un pezzo con cavallo C3, preparando al contempo l'arrocco lungo. Qui Marshall gioca H6. Ora, in un video successivo che io analizzerò, che è l'ultimo turno del torneo di San Pietroburgo, la partita Lasker-Marshall vinta da Lasker, qui Marshall preferirà un'altra mossa che oggettivamente è un miglioramento rispetto a quella giocata adesso H6, che è cavallo B di 7. Vabbè, ma chiaramente la vedremo nel video dedicato all'analisi della partita Lasker-Marshall. Qui esiste anche semplicemente cavallo C6. Comunque, dopo H6, chiaramente Capablanca cambia, perché alfiere D2, giocata da Treibal contro Marshall del 1908 che terminò patta, è inferiore. È chiaro, il bianco dopo questa mossa non può aspirare a nulla dall'apertura e tantomeno dal medio gioco. Su alfiere H4 invece sarebbe seguito probabilmente G5, alfiere G3, alfiere G7 e Marshall avrebbe avuto una confortevole partita, avrebbe avuto un medio gioco molto tranquillo e promettente per lui. Dopo alfiere per F6, donna per F6, Capablanca gioca a D4, che è una buona mossa, perché guadagna spazio al centro, minaccia la spinta di D5 guadagnando l'alfiere 6 che è inchiodato ed apre la diagonale bianca F1 a 6, con particolare occhio alla casa B5, lo vedremo nel proseguo dell'analisi. Qui Marshall gioca alfiere 7, che è dubbia, è una novità teorica per l'epoca, ma è dubbia come mossa. Tra l'altro questa stessa mossa Marshall la giocò 11 anni dopo, col nero, in una partita contro Mises a Baden-Baden che terminò patta. Però sinceramente ci sono due alternative migliori. La prima è la semplice donna E7, dove tra l'altro il nero evita anche il modesto scacco in B5. Ovviamente se donna B5 scacco semplicemente C6 e pilone B7 diventa difeso dalla donna E7. Oppure si può giocare C6, che era la mossa giocata da Lowenthal nella famosa partita contro Morphy che ho citato, quella del 1850 che ho citato in apertura. Sono migliori di quella giocata da Marshall. Naturalmente Marshall non poteva giocare D5 per cavallo per D5 con chiaro vantaggio, con netto vantaggio del bianco. Dopo alfiere 7 Capablanca gioca probabilmente la mossa migliore, donna B5 scacco. Qui c'è un'analisi del maestro internazionale Judovic che è riportata anche nella monografia di cui vi dicevo all'inizio di Yusupov, arrocco lungo, arrocco corto, donna E4, C6, alfiere D3, G6, donna E3, re H7, H4, diciamo col leggero vantaggio del bianco, dato che sta attaccando. Però la mossa giocata da Capablanca, a mio modesto avviso, è migliore, infatti è contrassegnata con un punto esclamativo. Dopo cavallo D7, qui
Capablanca gioca alfiere D3, che è una mossa dubbia. Evidentemente Capablanca ha valutato pericolosa la cattura del pedone B7, però a questo punto viene da chiedersi a che cosa è servito lo scacco in B5 della donna. Qui possiamo citare due proverbi degli scacchi e chiaramente non si sa mai quale applicare. Uno è quello che dice se hai detto A devi anche dire B, cioè se donna B5 scacco allora anche donna per B7. Oppure ce n'è un altro, dice meglio perdere un tempo e ritornare sui propri passi che proseguire in un'idea dubbia o addirittura errata. Ovviamente la bontà o meno della venuta in B5 con scacco della donna bianca sta tutta nell'analisi della cattura a questo punto invece di alfiere D3, donna per B7. Ad esempio torre B8, donna per C7. Qui vabbè, un'analisi può essere torre per B2, alfiere D3, arrocco, cavallo D1, torre BB8, donna per A7 con vantaggio per il bianco. Però diciamo che forse Capablanca poteva avere paura di donna per B7, torre B8, donna per C7 invece di torre per B2, arrocco. Quindi, dopo che adesso Capablanca difenderà il pedone B2, il nero, cioè Marshall, giocherà torre F in C8 con una notevole pressione sulle colonne B e C, cioè su tutta l'ala di donna del bianco. Forse Capablanca aveva paura di questo, però francamente sembra buona donna per B7. Non sembra che il nero abbia grosso compenso per il materiale sacrificato. Se invece di alfiere D3 esiste anche cavallo D5, ma naturalmente una variante inferiore, perché dopo alfiere per D5, donna per D5, C6, Marshall avrebbe avuto una tranquilla parità. Quindi dopo alfiere D3 di Capablanca, Marshall qui commette un errore, gioca G5, probabilmente non tanto per attaccare sulla idea, perché chiaramente Capablanca non si è ancora esposto su quale tipo di arrocco effettuerà, ma forse la G5 serve a dare posto alla donna in G7, dopo la presumibile cavallo C3 e 4 del bianco. Chiaramente qui Marshall già è in difficoltà perché a Rocco sarebbe un errore per donna per B7. Ora questa cattura è sicuramente buona perché il bianco guadagna un tempo ritirando la donna in E4 minacciando matto e quindi poi ha tutto il tempo per difendere il pedone B2. Ad esempio torre a B8, donna E4 minaccia matto e il nero chiaramente deve difendere e quindi poi Capablanca può difendere tranquillamente il pedone B2. Quindi a Rocco corto è sbagliata. A Rocco lungo anche sbagliata perché segue donna A5 e a questo punto ci sono problemi con il pedone A7. Qui una variante può essere torre di E8, donna per A7, alfiere F5, ma si vede anche a occhio nudo che il bianco è in vantaggio. Chiaramente su donna A5 non si può giocare A6 perché segue alfiere per A6 e naturalmente l'alfiere non si può prendere altrimenti Marshall avrebbe preso matto in poche mosse. Per esempio, re per A6, donna per A6, re B8, cavallo B5. E già si vede che qui insomma la partita si mette male per l'americano, si metterebbe male per l'americano. Non si può giocare donna 9-5 re B8 per cavallo B5 e le minacce su A7 e C7 sono semplicemente micidiali. Quindi qui Marshall ha optato per G5, qui Capablanca da vecchia volpe quale è, gioca una mossa molto buona, gioca H3. H3 serve a inibire la casa G4 all'alfiere. Qual è l'idea di Capablanca? L'idea di Capablanca io l'ho scritta, ma forse facciamo vedere una variante per chiarirla meglio. Supponiamo che qui Marshall difendesse il pedone B7, scegliesse di difendere il pedone B7. Allora, torre B8, a questo punto guardate Capablanca come guadagna materiale. Cavallo E4, donna G7, D5. A questo punto l'unica casa per l'alfiere è F5, non c'è più la casa G4 grazie a H3 e dopo F5 segue semplicemente cavallo D6, scacco guadagnando altro materiale. Quindi qua possiamo mettere tranquillamente netto vantaggio al bianco. Quindi dopo H3 Marshall arrocca, che è una mossa dubbia. Capablanca chiaramente sfrutta questa imprecisione. Cattura in B7, stesso discorso di prima. Porterà poi la donna in E4, minacciando matto in H7, guadagnando il tempo che serve a difendere il pedone B2. Infatti, dopo torre A B8, donna E4. Ora
Anche donna per C7 era forse, però probabilmente Capablanca, fedele al suo stile, diciamo, volto alla chiarezza, alla semplificazione e non, diciamo, alle complicazioni, sceglie la continuazione forte ma più tranquilla, donna E4. Perché dopo donna per C7 poteva seguire torre per B2, arrocco, torre F8, donna per A7, torre 2 B7, donna 6, torre B2, cavallo D1, torre 2 B4 con chiaro vantaggio del bianco. Questa è un'analisi del gran maestro Kalifman. Quindi dopo donna E4 si deve difendere il matto in H7, Marshall sceglie donna G7, qui Capablanca commette un'imprecisione, fa una mossa un po' timida, B3, qui era più forte arrocco lungo, sviluppando la torre D1 e mettendo il re tra virgolette al sicuro, perché diciamo oggettivamente non si vede come Marshall possa attaccare l'arrocco lungo del nero, anzi la spinge in G5 che lo danneggia e che quindi probabilmente arriverà prima l'attacco del bianco sull'ala di nero. Dopo B3 Marshall si decide che insomma, deve fare qualcosa per valorizzare la propria coppia degli alfieri, altrimenti la partita si metterebbe male per lui. Inoltre B3 indebolisce la grande diagonale nera e proprio per questo Marshall gioca C5, che però è una mossa dubbia. Era più forte cavallo C5, sfruttando l'inchiodatura del pedone D4 sul cavallo C3. Infatti se D per C5 addirittura il nero può anche omettere al momento donna per C3, ma gioca la forte D5. Dopo cavallo C5 poteva seguire donna E3, fine F6, arrocco, torre F8, donna D2, C4 con gioco non chiaro, che vista la situazione sarebbe stata una buona variante per Marshall. Dopo C5 Capablanca naturalmente si guarda bene dal catturare, sarebbe stato un grave errore, e quindi arrocca. C per D4 e Capablanca qui gioca bene, fa una bella mossa, cavallo D5. Naturalmente il pedone D4 è un pedone, diciamo, è il cosiddetto morto che cammina, perché cade tranquillamente, quindi non c'è alcuna fretta, e inoltre non apre la grande diagonale nera. Cavallo D5 è molto forte perché mette il cavallo in una posizione forte. Qui Marshall gioca alfiere D8, ovviamente perché era in presa l'alfiere 7, decide di non catturare l'alfiere D5 cercando per quel che può di conservare la coppia degli alfieri. Qui Capablanca gioca alfiere C4, Marshall attacca la donna con cavallo C5, ma anche torre 8, torre A1, cavallo B6, cavallo per D4, cavallo per C4, cavallo per E6, F per E6, donna per C4, donna F7. Chiaramente non si può catturare il cavallo in D5 perché c'è la torre 8 in presa. Anche questa variante sarebbe stata favorevole a Capablanca. Quindi dopo cavallo C5 segue donna per D4, cambio delle donne e qua si vede, diciamo, anche a occhio nudo che il bianco ha partita strategicamente vinta. A cavalli centrali ha un pedone in più, il nero ha due pedoni debolissimi, uno in D6 e uno in A7, quindi si vede subito che insomma il vantaggio del bianco è tangibile. Qui Marshall gioca alfiere per D5 perché capisce che il cavallo D5 controllava importanti case e andava assolutamente eliminato. Una variante poteva essere che comunque sarebbe stata favorevole a Capablanca, re G7, cavallo C6, torre A8, torre F1, torre 8, cavallo prende, torre prende, B4, cavallo 6, C3. Ecco, sarebbe stata comunque una variante favorevole a Capablanca. Dopo alfiere per D5, normalmente segue alfiere per D5, Marshall attiva l'alfiere, torre a D1, così Capablanca si toglie dall'inchiodatura, cioè elimina il cavallo cioè fa in modo che il cavallo D4 non sia inchiodato e sviluppa la torre. Qui Marshall decide di cambiare in D4, ma a mio modestissimo avviso era meglio conservarlo l'alfiere delle case scure, perché si poteva sperare di cambiare i cavalli e di entrare in un finale con alfieri di colore contrario, che naturalmente è ancora lungi dall'essere fatto, perché ci sono ancora ben 4 torri sulla scacchiera, però Marshall avrebbe potuto sperare in qualche possibilità di salvezza. Dopo alfiere per D4 questa possibilità non c'è, perché dopo torre per D4 è chiaro che l'alfiere in D5 risulterà essere più forte del cavallo C5, basta vedere il fatto che ci sono pedoni su ambo i lati della scacchiera, inoltre il nero ha due debolezze in D6
è in A7, quindi diciamo è intuitivo che questa mossa forse non era la migliore per Marshall. Re G7, alfiere in C4. Chiaramente se analizziamo questa posizione si vede subito che Capablanca ha praticamente partita vinta, perché ha un pedone in più, la superiorità dell'alfiere sul cavallo, nessuna debolezza pedonale contro le due debolezze pedonali del nero in D6 e in A7, e quindi ciò è sufficiente per un giocatore del calibro di Capablanca per vincere. Dopo alfiere C4 segue torre B6, chiaramente Marshall deve difendere il pedone B6, torre 1, ecco che Capablanca conquista la colonna, re F6, Marshall cerca di attivare il re, che cos'altro può fare? F4, questa è un'altra mossa forte di Capablanca. Chiaramente, avendo il vantaggio dell'alfiere sul cavallo, ha interesse ad aprire il gioco, considerando anche il fatto che ha le torri in posizione migliore, e quindi gioca F4. Qui Marshall gioca cavallo E6, naturalmente è improponibile G per F4, perché dopo torre per F4 i pedoni deboli da 2 diventano 4. Quindi cavallo E6, F per G5 scacco, Capablanca, come vedete, apre la posizione che è nel suo interesse, H per G5, torre F1. Ecco che sfrutta subito la colonna che si è aperta. Poteva seguire un'altra variante che comunque è favorevole al bianco, torre D4, torre 8, C3, torre 7, alfiere D5, torre B8, re F2, torre B8, re F3, migliorando la posizione del re, e anche qui Capablanca avrebbe avuto partita vinta. Dopo torre F1 segue re 7, torre G4, ecco che Capablanca adesso si avventa sul pedone debole G5, torre G8, chiaramente Marshall deve difendere questo pedone. Su F5 poteva seguire torre G3, F4, torre G4, torre F5, torre 1, torre 5, torre prende, pedone prende, alfiere per 6, dopo cade il pedone G5 e Capablanca avrebbe avuto un vantaggio netto. Dopo torre G8 segue torre F5, ancora una volta attacco al pedone G5, torre C6. Qua Marshall, diciamo, l'idea è che dopo che Capablanca avrà catturato in E6 e quindi G5, lui si potrà riavvalersi sul pedone C2. Capablanca gioca H4, dato che il pedone è inchiodato sulla torre. Naturalmente si poteva giocare anche alfiere per 6, F per 6, torre prende, torre prende, torre prende, torre C2, però forse Capablanca non voleva far mettere a Marshall una torre in seconda traversa e lasciare i due pedoni centrali uniti liberi. Ciò non è da biasimarlo, visto che ha continuazioni migliori. Dopo H4 segue torre G in C8. Poteva seguire torre C5, torre prende, D prende, alfiere prende, riprende, H per G5, torre D8, torre A4, torre D2, torre A6 scacco con netto vantaggio di Capablanca. Dopo torre G8, H per G5, Capablanca guadagna il pedone, torre C5. Poteva seguire ancora torre G8, torre 4, torre G6, torre A5, torre C7, alfiere D3, torre G7, torre E in A4 con netto vantaggio di Capablanca. Quindi come vedete tutte queste varianti sono nettamente favorevoli a Capablanca, non solo perché ha l'alfiere superiore al cavallo, ma anche perché le torri sono meglio disposte. E inoltre perché il nero ha due pedoni deboli difficilmente difendibili. Dopo torre per C5, Capablanca decide che è ora di semplificare la posizione al proprio vantaggio. Quindi gioca alfiere per 6, F per 6, torre per C5, torre per C5. Adesso si trova nella posizione ideale Capablanca, torre dietro al pedone C, pronto per avanzare. Quindi dopo torre per C5 segue G6, re F8, chiaramente Marshall deve correre ai ripari per prendere questo pedone, e Capablanca gioca torre C4, proponendo a Marshall di entrare in un finale di soli pedoni, cosa che naturalmente non può fare. Qui dopo re F8, torre C4, poteva giocare G7, Capablanca, re G8, C4, torre A5, A4, E5, re F2, torre A6, re E3 con netto vantaggio di Capablanca anche su re 2, torre B6, torre in G3. Quindi dopo torre C4 Marshall ovviamente rifiuta il cambio delle torri e rifiuta di entrare in un finale di soli pedoni che lo verrebbe soccombere e gioca torre A5. Chiaramente su torre per C4 io ho fatto lunghe analisi che voi potete chiaramente vedervi con calma.
ma si vede subito, ad esempio torre per C4, B per C4, re G7, Marshall deve subito catturare il pedone G, re F2, re per G6, re E3, re F5. Se il nero non gioca re F5, il bianco vince giocando lui re F4. Io faccio vedere solo la variante principale, le altre ve le potete vedere voi con calma analizzandole. Quindi re F5, re D4, re F4, C5, E5, re D5, D per C5, re per C5. Qua sembrerebbe, diciamo, che il nero può andare a promozione, ma non va, perché su E4 segue re D4 e 3, re D3 e il pedone G2 impedisce al nero di avanzare. Quindi poi Capablanca catturerà in E4 vince comunque. Dopo re per C5, re 3, re D5 e 4, re 5, i pedoni C2 e G3 impediscono al re nero di restare sulla terza traversa e quindi Capablanca cattura il pedone 4 vincendo facilmente. Le altre analisi le potete vedere voi con tutta calma e tranquillità. Quindi torre A5, A4, re in G7, Marshall si avvia a catturare il pedone G, ma chiaramente Capablanca non sta a guardare, cattura anche lui un pedone restando in vantaggio posizionale e materiale. Torre C6, si minaccia il pedone D6, viene difeso, torre C7 scacco, re per G6, torre per A7. Quindi Capablanca ha due pedoni di vantaggio. Torre D1 scacco, re H2, ovviamente non re F2 perché dopo torre D2 cade il pedone C2, quindi re H2, D5 e qui Capablanca inizia a mobilitare la sua maggioranza pedonale sull'ala di donna, precisamente nei pedoni A e B, quindi A5, torre C1, torre C7, ovviamente Capablanca difende il pedone C2. Poteva seguire anche subito vincendo A6, torre per C2, torre D7, torre A2, A7, D4, B4, D3, B5, vincendo facilmente. Dopo torre C1, torre C7, torre A1, B4, torre A4, C3. Qui diciamo che Capablanca commette una piccola imprecisione, lo vedremo adesso con la mossa di Marshall. Era migliore torre B7, difendendo semplicemente il pedone B. Dopo C3 c'è la spinta di rottura di 4. Chiaramente Marshall fa quel che può per intorpidire le acque e cercare di porre quanti più problemi possibili al cubano, però questa mossa non lo salva dalla sconfitta. Qui Capablanca gioca torre C6, ma anche C per D4, torre per B4, A6, torre per D4, A7, torre A4, re G3, re F5, torre F7 scacco sarebbe stata vincente, però Capablanca sceglie sempre la via più semplice, quindi torre C6, D per C3. Ora, dopo questa mossa, il bianco può sostenere il pedone A5 da dietro, che è la posizione migliore per una torre nei finali. Naturalmente, se invece di D per C3 segue re F5, dopo A6 il bianco vince semplicemente dopo spingendo in B5, quindi D per C3, torre per C3. Chiaramente Capablanca non cade nel tranello di Marshall e cattura il pedone giusto, perché se fosse seguito torre per E6, re F5, torre C6, torre per B4, torre per C3, torre A4, torre C5, re G4, la partita sarebbe terminata patta. Quindi torre per C3, torre per B4, torre A3. Ecco, questa è una posizione da manuale. Torre dietro al pedone che avanza. Qui Marshall non può fare altro che correre ai ripari, portando la torre davanti al pedone, che è la posizione peggiore per le torri nei finali. Torre B7, A6, torre A7. Ecco, Capablanca sfrutta adesso il fatto di poter manovrare liberamente sulla colonna A, cosa che Marshall non può fare. Torre A5, qui viene limitato il re nero che non può avanzare. Re F6, C4, re E7. Ora qui Marshall tenta il classico procedimento difensivo che poi fu attuato anche da Capablanca stesso col nero nell'ultima partita del match mondiale contro Aliekin, che vide alla fine prevalere nella partita e nel match Aliekin. Capablanca in quella partita riuscì a mettere il pedone dietro, davanti al pedone A di Aliekin, però alla fine perse lo stesso la partita e il titolo mondiale. Quindi re E7, re G3, re D6, re F4, qui vinceva anche la spinta in G5, E5, F3, re D7, re 4, re 6, torre per E5 vincendo facilmente. Comunque Capablanca gioca re F4 attivando al massimo il re, re C7 e re E5. Qui Marshall si accorge che non ha il tempo per portare il proprio re in A7 liberando la torre A7 e deve giocare
re D7. Chiaramente sul re D6 sarebbe seguito torre A1, torre G7, A7, vincendo subito. Ovviamente dopo torre A1 non può seguire torre per A6, perché Capablanca vincerebbe semplicemente cambiando le donne e spingendo a promozione il pedone G. Quindi dopo re D7, Capablanca vince spingendo il pedone G, qui poi vinceva anche il re F6, oramai diciamo è una questione di scelta su come vincere. F6 poteva seguire re 8, re per E6, se re F6, dopo re F6, se re D6, vinceva G5. Quindi G5, re E7, G6, re F8. Chiaramente Marshall deve consegnare al proprio destino e a Capablanca il pedone E6 per non far promuovere il pedone G. Quindi dopo re F8, re per E6, re E8. Qua anche re G7 sarebbe stata perdente. Ad esempio, re D6, e qua già si vede subito, è inutile che analizzo le varianti. Dopo che Marshall cattura il pedone G6, Capablanca porterà il proprio re a ridosso del pedone A, vincendo. Questa è l'idea. Quindi dopo re 8, G7, qui è finita la partita, praticamente. Tranne un ultimo tranello che vedremo adesso di Marshall, perché adesso Capablanca sacrifica il pedone G per portare a promozione il pedone A. Vediamo, torre per G7, altrimenti promuove il pedone A7, torre G6, scacco. Qui Marshall tenta l'ultima carta, l'ultimo colpo di coda, spera in un madornale errore di Capablanca, che però per sua sfortuna non avviene. Capablanca gioca la mossa migliore, re F5, e Marshall non resta che abbandonare. La cosa interessante è che se invece di re F5 sarebbe seguito re D5 o re E5, Marshall avrebbe addirittura vinto con torre G5 scacco. Cattura poi la torre A5 e poi pedone A7 vincendo. Ma chiaramente Capablanca si guarda bene dal cadere in un tranello così banale per un giocatore della sua classe ed esperienza, e quindi gioca re F5 vincendo. Quindi spero insomma che vi sia piaciuta la partita e che diciamo abbia insegnato ecco, qualcosa, naturalmente non io, ma i giocatori che l'hanno giocata. Vi ringrazio e ci vediamo nell'analisi di un'altra. Il prossimo video sarà dedicato all'analisi di un'altra partita del torneo di San Pietroburgo. Vi ringrazio, arrivederci.